Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matti Fragols 2.0. Oggi, come promesso, analizzeremo l'ultima parte della trilogia legata appunto ai popoli del mare, Shardana parte 3, e in particolare vedremo l'antico sardo, ovvero la lingua degli Shardana, e la teoria secondo la quale Atlantide sarebbe la nostra Sardegna. Però, prima di arrivare al succo del discorso, dobbiamo ripassare quelle conoscenze fondamentali acquisite nei video precedenti. Qui sopra, ad esempio, vediamo il Sardus Pater, la divinità maggiore della Sardegna. Sotto di lui i bronzetti nuragici che rendono famosa questa civiltà. Nelle altre 4 immagini vediamo i cosiddetti Peleset, che, come abbiamo scoperto sempre nei video precedenti, non sono un popolo che poi verrà identificato come i Filistei, ma l'insieme di tutti i popoli del mare, poiché etimologicamente significano guerrieri distruttori provenienti dal mare. Sopra, ad esempio, vediamo i copricapi che corrispondono tra le 2 immagini. Vediamo questa statua che è sarda e nella rappresentazione egizia i copricapi appiumati si ritrovano. Anche tra bronzetti e rappresentazioni libiche ed egizie si ritrovano perfettamente. Vediamo infatti i copricapi cornuti. Poi c'è questa immagine misteriosa. Non si sa quale popolo potrebbe rappresentare. Probabilmente potrebbero essere i cosiddetti Sherden, ovvero gli Shardana dopo e durante la crisi del XII secolo a.C., durante il collasso dell'età del bronzo. Dobbiamo dire che questa grande civiltà non si è fermata alla colonizzazione e alla costruzione di piccole parti di territorio, oppure per quanto riguarda l'arte non si sono fermati alle statuette piccoline, i bronzetti, ma hanno raggiunto un limite che verrà sorpassato soltanto dai greci. Stiamo parlando delle statue a tutto tondo, i cosiddetti giganti di Monte Prama, le quali appunto sono sculture nuragiche a tutto tondo. Che significa a tutto tondo? Ovvero che si possono vedere in tutti i lati, spezzate in numerosi frammenti, perché sono state naturalmente erose. Casualmente sono state ritrovate nel marzo del 1974 in località Monte Prama nel Sinis di Cabras, nella Sardegna centro-occidentale, che ha dato loro il nome. Le statue sono scolpite nell'arenaria gessosa locale e sono un esempio di come la civiltà nuragica era molto avanzata. A seconda delle ipotesi, la datazione dei Colossoi, così vengono chiamati, oscilla tra il IX secolo a.C. o addirittura l'11. Questa datazione potrebbe far riscrivere la storia del nostro Mediterraneo, perché dimostrerebbe che queste statue qui sono le più antiche statue a tutto tondo del Mediterraneo, successive immediatamente a quelle egizie e antecedenti ai curoi della Grecia antica, arcaica. E questo non è altro che un altro documento che stabilisce che hanno avuto un contatto, perché appunto prima di loro nel Mediterraneo occidentale non ce n'erano state simili a queste. Ok? Quindi lo stile della costruzione è a schema T, il volto, tipico dei bronzetti sardi e delle vicine statue stele corse, perché come sappiamo i Shardana si sono spostati in tutto il territorio circostante. Ecco perché gli egizi non li chiamano abitanti della Sardegna, ma abitanti della Corsica, Sardegna e Baleari. L'arcata sopraccigliare e il naso sono molto marcati e gli occhi risultano incavati nel volto e resi in modo simbolico con un doppio cerchio concentrico. Perché viene fatto questo? Perché secondo gli Shardana non era la bocca a essere la porta aperta, perché avevano capito che la bocca serviva a mangiare. Infatti, come leggete, è resa con un tratto breve e inciso.
rettilineo o angolare. Gli occhi sono la porta verso l'animo umano. E questo l'avevano capito quasi 3000 anni fa. Poi qui vedete la rappresentazione in bronzetti e giganti di Monteprama. Molti storici pensano che questi giganti rappresentino la stessa guarnigione sarda, quindi l'esercito dei Shardana. Adesso iniziamo con quel percorso di cui vi parlavo prima. Quello che vedete in questa immagine è un vaso greco. Per quelli che conoscono il greco sarebbe uno scandalo dire questo, perché si capisce benissimo che non è greco, non c'è alfa, beta, gamma, ma sono delle iscrizioni in fenicio. Io vi dirò che quelle scritte in fenicio sono a caratteri fenici, ma è lingua greca. Per parlarne meglio conosciamo che questo vaso si chiama oinokoe del Dipylon. Oinokoe già lo dice la parola, che è una parola greca. Oinos, che significa vino, e keo, che significa versare. Versare vino, quindi questo qui era un vaso per versare il vino. Come vi dicevo, è lingua greca espressa in caratteri fenici. Voi mi direte in che senso? Avete presente l'alfabeto latino A, B, C, D? Con quell'alfabeto noi possiamo scrivere sia in italiano che in inglese, che in francese, che in spagnolo, in tedesco. Possiamo scrivere in tutte le lingue. La stessa cosa lo faceva l'alfabeto fenicio alla sua epoca, che appunto, più noi torniamo indietro dalla Grecia nel tempo, più l'alfabeto greco tende a quello fenicio, perché il primo alfabeto della storia nel Mediterraneo è stato il fenicio, che si è diffuso rapidamente e le civiltà del Mediterraneo abbandonarono quello stile di scrittura antico, sillabico, quello inventato in Sumeria, l'alfabeto cuneiforme, che, come scopriremo dopo, usavano anche i sardi. A noi la traduzione poco importa, sarebbe questa scritta in lingua greca mentre l'iscrizione è scritta in fenicio. Il danzatore che si esibisca nella maniera più delicata, anche se la traduzione è un po' incerta. A noi interessa vedere le somiglianze tra questi due alfabeti, perché fino al XII secolo a.C. e pure oltre, i greci scrivevano in fenicio. Poi dopo, durante un lasso di tempo che gli storici ancora discutono, che si chiama Medioevo ellenico, accadde qualcosa, ovvero il fenicio cambiò stile e aggiunse delle lettere e alcune ne tolse, facendo diventare l'alfabeto greco. Poi anche questo è mutato nel tempo, infatti l'alfabeto greco moderno è simile, ma non uguale. Vediamo ad esempio le prime 4 lettere dell'alfabeto greco e quello fenicio, che si corrispondono più o meno. Non per segno, ma per iscrizione, per parlare pure. Aleph, Bet, Gimel e Dalet, per quanto riguarda il fenicio, mentre nel greco alfa, beta, gamma, delta. Alla fine dell'alfabeto fenicio c'è il tau, che si ritrova nel greco, ma non è l'ultima lettera. Ci sono delle lettere spostate o aggiunte. Vediamo il fi, il chi e poi l'ultima lettera famosissima dell'alfabeto greco, l'omega, che non si ritrova nell'alfabeto fenicio. Ora che abbiamo capito che questo, dobbiamo sapere che anche i sardi facevano la stessa cosa e quindi non dobbiamo dire che se è scritto in fenicio l'hanno scritto per forza i fenici, ma l'hanno scritto i popoli indigeni della situazione in cui viene ritrovato il manoscritto. Questo è il caso della Stele di Nora, che è un blocco in pietra arenaria
recante un'iscrizione in fenicio, che è stata ritrovata nel 73 del 1700 inglobata in un muretto a secco di un vigneto in prossimità dell'abside della chiesa di San Efisio a Pula, centro urbano situato nella Sardegna meridionale, che trae origine dall'antica città di Nora. Ecco il suo nome. Poiché non si trova a Nora ma a Pula, che è una città seguente che avvenne dopo Nora, esclude e limita il suo contenuto e quindi le informazioni legabili dal documento. Infatti molti storici e etimologhi hanno sbagliato la traduzione proprio per questo, oppure perché volevano escludere la Sardegna dalle questioni culturali. È adesso conservata nel Museo archeologico di Cagliari e svela il primo scritto in fenicio mai rintracciato a Ore di Tiro, e secondo alcuni studiosi risulterebbe scritto in antico sardo espresso in un fenicio classico. Vediamo come si contraddicono da soli. La stele svela il primo scritto fenicio mai rintracciato a ovest di Tiro. Se noi calcoliamo anche quello che vi ho detto prima, quello greco, oppure tutte quelle stele che sono ritrovate in Sicilia, poi lo vedremo con lo studio dei popoli italici, a Creta e altre parti, è sbagliato, però è scritto in antico sardo e questo hanno ragione. Alcuni pensano che sia di mano fenicia, mentre altri giustamente siano stati gli stessi sardi. Il problema è la sua datazione, perché oscilla tra i secoli IX e VIII a.C., in cui dobbiamo ammettere che c'erano i fenici, c'erano i propri scambi con i fenici. Ma quando la andiamo a leggere, che io ve la tradurrò davanti a voi, grazie all'aiuto, quindi la traduzione non è mia, ma dello studioso Salvatore Dedola, e io lo sostengo perché anche io mi ci sono messo a tradurla ed è venuto quasi uguale, quindi io ve la dirò in base a quella. Molti studiosi ritengono che sia intraducibile, ma adesso noi la traduciamo. Se l'ho tradotta io, allora deve essere traducibile. Eccola qui, la stele di Nora. Cosa dice? Non ci sono le vocali naturalmente perché è un alfabeto fenicio, quindi semitico, e non quelli dopo che sarebbero aggiunte le vocali. I greci furono ad aggiungere le vocali. In questo caso, poiché essendo scritto in antico sardo, ci sono le vocali sarde. Infatti, coloro che parlano il sardo dovrebbero ritrovarsi qualche parola. Leggiamo che c'è scritto. Biturrasu. Bitu significa casa o tempio. Perché poteva significare o casa o tempio? Perché la casa del Signore o casa in pietra significava tempio, mentre capanna significava casa, quindi l'abitazione. Perché? Bite, in sardo, che in accadico significa tenda o casa, deriva dal fatto che prima, nella più alta antichità, la vite, quindi l'uva, faceva i suoi rami sopra gli alberi. La radice è poi evoluta dagli ebraici e l'hanno chiamata bait. Questo si è poi evoluto anche nella nostra lingua. Infatti esiste la parola baita montana. È la stessa parola. Poiché voi mi direte, ma poiché è una lingua lontana da noi, cioè è il fenicio e tutte le lingue semitiche. No, c'è anche nella lingua più nobile di tutte, il latino. Se noi vediamo l'italiano, no? Abitare, dimora, abitazione. C'è sempre quel bit, abitatio, che deriva dal sumero ha più l'accadico bitu, casa o tempio, in base all'epoca. Significa casa di vegetali, perché essendo un alfabeto sillabico alcune forme si univano i concetti e si creava un concetto unificato. In questo caso, poiché è casa di vegetali, significa capanna. In questo caso, appunto perché ci troviamo in un'epoca molto successiva
a quella degli Accadi, che erano nomadi, ci troviamo appunto, come diceva la datazione, tra il IX e l'VIII secolo, dobbiamo dire che significa tempio. Quindi questo è il tempio. Rasu significa dall'accadico ricco benestante, in sardo principale. La derivazione la troviamo nel Monte Rasu, che è la montagna più alta della catena sarda delle Margherite Oceano. Quindi questo è il tempio principale. Quel sh, come lo leggiamo? Sa, lo leggiamo perché siamo in Sardegna. Deriva dall'accadico sha, che significa di. Poiché siamo in Italia, dobbiamo aggiungere quello di. Sa de. Il tempio principale di Nugura. Eccola qua, è scritto Nugura. Significa Nora, la città. Il tempio principale di Nora, che significa bagliore di Dio, perché sempre con la parola Nuraghi o Nuru, che significa luce. Sacca, noi leggiamo Saha, però dobbiamo mettere una K, quindi Sacca significa che io, quindi parla la prima persona. Il tempio principale di Nora, che io, qui. Allora, Nugura, Sacca, Sardinia. È la particella semitica del complemento di luogo, sì, quindi significa in. Il nome dell'isola è quello antico della Sardegna, perché non avevano gna i sardi, ma gna, poiché deriva dal sumero sardi ga, casa dei sardi, sardi ga. Quindi il tempio principale di Nora in Sardegna. Shalom, che io in Sardegna ho onorato in segno di pace. Troviamo la derivazione di Shalom nel monte Bruncusalamu, che dovrebbe portare pace e cura a chiunque si immerga nelle sue acque. Quello che augura pace, Shalom, colui, quindi chi è che augura pace? Io sto parlando, io mi presento e dico Shalom Saba. Vedete? Shalom Saba. Che significa? Vedete? Shalom Saba. Saba è il cognome, il nome più antico mai registrato nei Sardi ed è noto anche in tutto il resto del Mediterraneo. Abbiamo anche il re di Saba, se lo conoscete, con il verbo sottointeso è Saba. Ma chi è questo Saba? Chi sono io? Milcaton Benu. Milcaton Benu, figlio di Milcaton. Benu deriva sempre dal sumero bun più gu, seno più mangiare. Significa poppante. La derivanza è anche nelle lingue moderne. Billa, ad esempio, Billaden, figlio di Aden. Milcaton, invece, è una composizione formata da Melek, che significa principe, e Aton, il dio fenicio. Quindi significa reggitore di Dio in terra. Poi c'è Shu, che significa che, il quale ha fatto qualcosa. Quindi Milcaton Benu, figlio di Milcaton, che Saba, che ha fatto sto Saba, che Shu ha, sottointeso il verbo, Banu, che significa costruire, edificare. Essendo il figlio una costruzione del padre e della madre, condivide la stessa radice consonantica, bun, benu, banu.
poi c'è un'altra volta, la famosissima Nugura, quindi Shu. E poi Nugura, Nora, un'altra volta. E poi l'ultimo, Lip Me, che significa di sua propria iniziativa. Quindi l'ha fatto lui, perché più o meno significa davanti a me, quindi quello che ha fatto lui di propria iniziativa davanti a me. Ecco la traduzione in tutto alla fine. Un'altra traduzione l'ho presa perché dimostra che non solo l'alfabeto fenicio esisteva nel Mediterraneo, o almeno non è soltanto quello greco che lo ha evoluto. Anche altri, come ad esempio il lidio, il cretese e il cipriota. All'inizio è arrivato il fenicio e tutti scrivevano in fenicio. Poi ci sono state delle variazioni per scrivere più o meno più veloce. Anche il corsivo è stato inventato per quello, prima non esisteva, si scriveva in minuscolo e in maiuscolo, poi correndo per scrivere più veloce. Vediamo la traduzione invece di questo vaso di Villanova Strisaili. Shamna significa olio d'oliva. Kupu, vaso o brocca. Vaso d'olio d'oliva, ordinando in ordine logico. Banu, un'altra volta, stavolta non è Banu costruzione, ma è buono in accadico. Però essendo la costruzione oppure il figlio una cosa buona, Banu si ritrova. Saku, per i riti di culto. Za, dedicati, questo è dedicare. Sharru, missa. Sharru significa al principe, mentre missa o mi o sa significa curatore, il principe curatore. E se lo leggiamo come se fosse la mitologia, sempre fenicia, significa Eshmun, il dio Eshmun. E queste sono le derivanze di altre lingue e non fenicie. Dimostriamo quindi che i commerci arrivavano fino a Villanova Strisaili. Andiamo adesso alla parte che voi tutti aspettavate. Atlantide in Sardegna, la teoria di Sergio Frau. Nel 2002 lo scrittore e giornalista romano Sergio Frau pubblicò il titolo intitolato Le colonne d'Ercole, un'inchiesta, in cui esponeva la teoria secondo la quale Atlantide sarebbe la Sardegna nuragica e che questa fosse anche il centro del mondo antico. Questo fece molto scalpore nell'Italia e nell'Europa del nuovo millennio. Per conoscere questa teoria dobbiamo innanzitutto abbandonare la collocazione di Atlantide in altri luoghi, poiché questa teoria le smentisce tutte. E dobbiamo conoscere i testi di Platone, che a mano faremo il paragone, li imparerete anche voi. E conoscere che ogni leggenda ha un fondo di verità. Atlantide, in generale, dal greco Atlantis Nesos, che significa isola di Atlante, il figlio di Prometeo. È un'isola leggendaria, il cui mito è menzionato per la prima volta nei dialoghi di Platone, Timeo e Crizia nel IV secolo a.C. Secondo Platone, Atlantide sarebbe stata una potenza navale situata oltre le colonne d'Ercole, che avrebbe conquistato molte parti dell'Europa occidentale e dell'Africa, 9000 anni prima del tempo di Solone, quindi nel 9600 a.C. Dopo aver fallito l'invasione di Atene, Atlantide sarebbe diventata corrotta e per punire i suoi abitanti, Poseidone la fece sprofondare nel mare in un singolo giorno e una singola notte di disgrazia, facendo rimanere di essa un cumulo di fango. Il nome dell'isola deriva da quello di Atlante, leggendario governatore del centro del mondo, figlio di Poseidone, che sarebbe stato anche il primo re dell'isola. Molti hanno tentato, come abbiamo detto, di collocare Atlantide già nel Medioevo, ma nessuno riusciva a provare la prova definitiva. Vi dico soltanto che, poiché doveva stare oltre le colonne d'Ercole,
Pensiamo all'Oceano Atlantico, al Giappone, alla Groenlandia, addirittura sotto il Sahara, sotto i ghiacci dell'Antartide o a causa dei Piri Reis, dove non c'erano i ghiacci. Noi però oggi dimostreremo che si trova nella nostra Italia, ma più precisamente nella Sardegna. La prima cosa che smentisce questa teoria, per le persone che conoscono la storia, è le colonne d'Ercole, perché si trovano nello stretto di Gibilterra e poiché dovevano trovarsi a ovest, questa Atlantide, e la Sardegna si trova a est invece, ci troviamo in un paradosso, poiché lo stretto di Gibilterra doveva avere Atlantide ad occidente. Quella lì, secondo Platone, sarebbe stata la terra più a occidente del mondo, mentre la Sardegna è a oriente, come vi ho detto. Ma chi vi dice che prima le colonne d'Ercole non si trovassero in un luogo diverso dove oggi noi le collochiamo? Per analizzare bene questa teoria dobbiamo anche leggerla, la cosa di Platone. Innanzi a quella foce stretta che si chiama colonne d'Ercole vi era un'isola, e quest'isola era grande quanto la Libia e l'Asia messi insieme. Da quest'isola poi si poteva giungere ad altre isole e alla terra che tutto circonda. Platone Timeo. Il Mediterraneo di Platone era diviso in due sfere di influenza. A oriente della Sicilia c'erano i Greci, mentre a occidente i Fenici. A tale proposito il Mediterraneo del IV secolo a.C. vede la Sardegna come un grande confine del mondo antico, e dobbiamo inoltre sapere che secondo le descrizioni dell'epoca le colonne d'Ercole dovevano essere un tratto molto pericoloso, mentre lo stretto di Gibilterra è una cosa semplicissima da attraversare, perché le acque sono molto calme e profonde, mentre nello stretto o canale di Sicilia le acque sono molto basse, molti scogli affiorano qua e di là. La morfologia dei fondali cambia spesso e quindi questo faceva spuntare tratti completamente sabbiosi con numerose secche e vortici pericolosi. Nel III secolo a.C. questo ha spostato le colonne d'Ercole dal canale di Sicilia allo stretto di Gibilterra. Eratostene di Cirene, direttore della leggendaria biblioteca di Alessandria, fu costretto a riscrivere la geografia mondiale per includere le conquiste di Alessandro Magno. Quest'ultimo aveva conquistato fino all'India. Poiché il Mediterraneo doveva rimanere il centro del mondo e Delfi centro di tutto, ha preso degli scritti fenici e ha aggiunto del territorio. Poiché il mondo diventa più grande e il grande limite passò dal canale di Sicilia allo stretto di Gibilterra, questo qui porta fuori tutte le leggende che riguardavano noi al di fuori dell'Oceano Atlantico. La grandezza Libia e Asia messe insieme potrebbe essere legata a una leggenda, oppure una costante leggendaria, appunto. Dobbiamo inoltre ricordare che alla fine della glaciazione, prima del sorgere di tutte le civiltà, Sardegna, Corsica e Italia erano unite in una grande isola, penisola. Ma vediamo i caratteri della Sardegna, come erano Atlantidei. Tutto quanto il territorio si diceva fosse a picco sul mare, tranne nella parte meridionale in cui la città sorgeva. Attorno a questa vi era una pianura ed era essa stessa circondata dai monti a picco sul mare. Le parole del Crizia spiegano perfettamente il territorio sardo. È infatti molto alto e scende direttamente sul mare, tranne nel meridione dove regna la piana del Campidano. Nella Sardegna meridionale non ci sono montagne, ma la grande pianura del Campidano. Come spiega Platone, è essa stessa circondata dalle montagne, da Cagliari ad Oristano. L'economia della città era basata sui metalli, tanto da essere nominata dai nostri padri ateniesi Aghirofes Nesos,
isola dalle vene d'argento. Tra i più pregiati vi erano l'oro, l'argento e l'oricalco. Sull'isola di cui vi parlo i pastori dedicavano mesi alla cura dei nostri animali, che proprio per questo producevano buon cibo. L'isola di Atlantide aveva uno stile antico nella costruzione delle case, il motivo circolare si ripete in tutta la città. I cittadini atlantidei hanno molta longevità, tanto che l'isola possiede tantissimi anziani, i più vecchi del mondo. Poseidone fece sgorgare fonti di acqua fredda e acqua calda. Tutte queste citazioni provengono dai due libri, dai due dialoghi, Crizio e Timeo. Come sappiamo benissimo, la Sardegna è famosa per le sue riserve di metallo, tanto che i nuraggi c'erano abilissimi nella lavorazione dei metalli. E la presenza copiosa di questi minerali è testimoniata in molti luoghi, come Gennargentu, Argentiera o Montiferru. Per la pastorizia e l'allevamento sappiamo come i prodotti alimentari sardi siano ottimi, oppure l'urbanistica circolare dei nuraghi, che sono torri, alla fin fine, e altre costruzioni serdiane, lo dimostrano. Famosa è anche la longevità dei sardi, che oggi è il punto di interesse di molti genetisti. Secondo Platone era legata alla loro natura semidivina, poiché discendevano da Poseidone, l'abbiamo detto. Le sorgenti di acqua calda e acqua fredda sono molto frequenti. Quello che vi farà aprire gli occhi per bene. Questa citazione. Al centro dell'isola vi era un monte, sul quale Poseidone fece costruire un tempio a lui legato. Chi è Poseidone? Una divinità del mare. Qual è il centro della Sardegna? Non è. Potrebbe anche essere un monte, ma non c'è qualcosa di nuragico al di sopra. Se noi invece consideriamo il centro del mondo, quindi l'incontro tra le due circonferenze che sono equidistanti dall'America e l'Asia, troviamo Santa Vittoria, al cui sopra troviamo il complesso nuragico dedicato alla dea femminile Astarte, che è la divinità dell'acqua. Rimane però l'ultima cosa, quello che rende Atlantide famosa. Come è scomparsa? Oppure, si hanno in Sardegna prove di un evento catastrofico che avrebbe potuto cancellare una civiltà? Le prove potrebbero trovarsi nel nuraghe di Barumini, trovato sotto una collina di fango ben 60 anni fa dall'archeologo sardo Giovanni Di Liu. La ponta del nuraghe era visibile, ma tutto il complesso architettonico e il villaggio circostante era coperto da montagne di fango. Il nuraghe si trova sotto i margini del Campidano, quella magnifica pianura che si estende da Cagliari ad Oristano. Casualmente, come vedete scritto qui, i nuraghi sono molto rari e molto danneggiati, mentre salendo di quota le torri sono molto più numerose e meglio conservate. Un tempo il Campidano era una pianura fertile e rigogliosa, ma durante l'epoca nuragica questa divenne una zona paludosa infettata dalla malaria. Soltanto nel 1900 le bonifiche hanno sanato questa situazione. Quindi, è possibile che in un'epoca remota un'inondazione abbia investito il Campidano? Ma come avrebbe potuto essere ricoperta con uno strato di fango spesso più di 2 metri, una pianura grande più di 100 chilometri? Timeo dice: avvennero terribili terremoti e inondazioni, in cui un giorno in una sola notte di disgrazia l'isola di Atlantide scomparve, sprofondando nel mare. Perciò anche adesso quella parte di mare è impraticabile e inesplorata, poiché lo impedisce l'enorme deposito di fango. Vediamo cosa avrebbe potuto investire tutto il Campidano in un'epoca remota e cosa l'avrebbe scatenato. 3 teorie. Una è quella di Platone, è stato Poseidone, ma noi siamo della scienza e conosciamo le pecche degli dei greci. O è stata un'eruzione vulcanica, probabile al 30%, o, secondo alcuni storici, è caduto un meteorite e quel meteorite, caduto nei pressi di Nora, lontano nell'acqua naturalmente, avrebbe potuto spostare tutta quella massa d'acqua necessaria per, vedete qui l'animazione, arrivare in tutto il Campidano. Rimane però la datazione, perché
nel 9600 a.C. non esisteva alcuna civiltà in Sardegna e la civiltà nuragica comparve soltanto nel 1700 a.C. ed ebbe, vedete un po' il caso, un declino nel 1100 a.C. Eccoli qui, quella è la data della scomparsa della civiltà nuragica più estesa, perché poi i nuraghi non vengono più costruiti, ma se nel millennio precedente ne abbiamo costruiti 2000, poiché un giorno i sardi non ne costruiscono più, neanche uno, li riutilizzano soltanto dopo come templi, come abbiamo visto nel video precedente. Comunque i nuragici scompaiono dalla pianura e abbandonano i siti nuragici come Barumini, che viene colpita da nord, cioè da sud verso nord, e viene un impatto con qualcosa, ed ecco perché è stata coperta di fango, come vedete nell'immagine. Se infatti consideriamo 9600 mesi e non anni, poiché Platone nel spostare questi appunti, perché noi dobbiamo sapere che il commercio in Grecia era grande, e alla morte di Platone questi sono stati spostati e poi ritradotti in latino e in italiano, come vediamo dalle iscrizioni. Se noi calcoliamo 9600 mesi precisissimi, ci ritroviamo proprio in quell'epoca che l'archeologia chiama epoca buia, il collasso dell'età del bronzo. L'anno preciso è il 1175 a.C., data che non conferma soltanto Platone, ma anche gli egizi, nel tempio di Ramesse III, risalente al 1160 a.C. Questo 15 anni dopo. Ecco cosa dice. Rivediamo sempre quelle cose iniziali. Gli Shardana vedono le loro terre scuotersi e le IVV, quello lì, le Sardegna, Corsica e Baleari, sotto il mare scompaiono. Ed è al plurale. Questo dimostra anche tutte le nostre teorie. Il loro paese distrutto, le loro terre in angoscia. I popoli del settentrione corrotti diventavano, ma allo stesso tempo le onde inghiottivano il loro paese. Il verde grande è uscito dal suo letto e ha proiettato un'onda immensa che ha inghiottito città e villaggi. Questo avvenne data naturalmente è stata ricalcolata nel nostro calendario, 1175 a.C., dopo che nel 1178 abbiamo visto con noi combattevano, erano ancora alleati dell'Egitto, e poi dopo quella famosissima battaglia nel delta del Nilo e nelle foci. Ra ha voluto renderli profughi perché troppo volevano. Platone anche dice una cosa del genere, e questa qui è molto poetica, molto filosofica questa frase. Solone, voi greci siete molto come dei bambini, o sempre in base alla traduzione. Infatti quando gli dei purificarono la terra con l'acqua la sommergono. I contadini e i pastori puri che sono sui monti si salvano, mentre coloro che abitano nelle città vengono trasportati dai fiumi nei mari. Ma voi lo ignorate, poiché i superstiti di Atlantide per molte generazioni morirono muti per non conoscere le lettere. Queste frasi di Platone sono fantastiche, perché in pochi versi spiegano tutto. Solone, voi greci siete come bambini. E qui casca l'asino, perché Atlantide non potrebbe essere un'isola leggendaria, ma soltanto qualcosa di filosofico con cui Platone voleva dire che i greci erano corrotti e che se non la finivano potevano venire sommersi. Ma noi abbiamo visto anche tutte le rappresentazioni, quindi non può essere. Però Platone usa quella leggenda per spiegare ai suoi compagni greci che sono corrotti, perché i puri, contadini e pastori che sono sui monti, ovvero gli studiosi e tutti coloro che salvano le civiltà, vengono salvati. Platone ricorda inoltre che gli Shardana governavano molte aree del Mediterraneo e, come vediamo da questa cartina, corrispondono. L'isola di Atlantide, prima di perdere contro i nostri padri, governava su tutta l'Iberia e le coste africane, giungendo poi a tutta la Tirrenia, ove la loro e la nostra patria sorgeva. C'è scritto! È inutile che vi
sbizzarrite a metterla in Giappone. C'è scritto lì, nella Tirrenia, ove la lore, la nostra patria sorgeva, ove la loro, Ishardana, quindi Atlantide, la Sardegna perché si trova nel Tirreno, e la nostra, la Grecia, oltre Malta e il suo impero giungeva fino a Israele, di nostro amico in Egitto, era buona amica che con esso commerciava. Abbiamo visto come per un lungo lasso di tempo, dal 1500 al 1100 a.C., gli Shardana erano amici con gli egiziani. Il centro del mondo, inoltre, come raccontano altri, e vedete anche in questa cartina, le coste dell'America e dell'Asia si ritrovano a Santa Vittoria, in Sardegna, e quella linea rossa incontra tutte le regioni principali della civiltà. Vediamo infatti l'Italia, la Sardegna, la penisola iberica, la Grecia, la Mesopotamia, la civiltà dell'Indo, l'Egitto, tutto, Giappone, America, ovvero quella centro del mondo che è oggi. Il mito più antico di Atlantide è raccontato dai Micenei. Eccolo qui. Quando Atlante dal suo fratello Prometeo si divise, il centro del mondo, un'isola, sulle spalle si mise. Sono 2 versi in rima. Quindi ragazzi, questa trilogia sugli Shardana è finita. Grazie dell'ascolto. Fine della terza parte degli Shardana. Trovate tutti e 3 i video di questo grande libro, quella grande rivelazione degli Shardana sardi, nella playlist del mio canale che leggete qui. Come precisazioni finali dobbiamo capire che gli Shardana erano sardi, i nuragici erano gli Shardana. Tutte le civiltà lo confermano. L'antico sardo è una lingua derivata dal sumero, più il fenicio, più le persone e la velocità nello scrivere, e che Atlantide potrebbe essere la Sardegna, ma fino ad adesso non abbiamo la prova che dice questo. Quindi, ragazzi, potrebbe esserci un'altra civiltà prima della nuragica, prima di tutte quelle che poi hanno dato origine a quella nuragica, che abbiamo visto le origini interne ed esterne, quella del vaso campaniforme e quella sarda, che potrebbe essersi insediata in Sardegna e costruito una civiltà molto più potente di quella dei nuragici. Noi dobbiamo soltanto ringraziare la storia per i suoi insegnamenti e anche Platone per i suoi scritti. Quindi ragazzi, ci vediamo in un mio prossimo video, spolliciate, iscrivetevi al canale, il prossimo sarà probabilmente di storia o di geografia, vedremo, quindi arrivederci. Ciao ragazzi!